tra artisti magari di questo territorio in cui tutti viviamo. Cioè, come la vedi? C'è gruppo, c'è il famoso circolo, un po' la scena veneta, oppure è una cosa più di... Oddio, c'è la microscena, nel senso che chiaramente, cioè non so, le persone che conosco io, almeno quelle con cui mi frequento, che sono veramente, cioè ci stanno in una mano e ne avanzano forse, comunque sono tutte persone che o fanno musica o comunque fanno arte e quindi lì sì c'è comunione, però nello spettro un po' più ampio, quindi nel range di 10-20 persone, secondo me c'è questa invidia che secondo me è quella micro invidia dei piccoli. La guerra dei poveri. Esatto, la guerra dei poveri è esattamente quella. Alla fine è un lavoro che in Italia non si riesca a guadagnare, non si riesca a viverci, però è una maniera di lavorare, perché comunque quando tu ci investi in maniera seria. Tra individuo e società attivata, viaggi del server umano, troppo umano. Preservativo, un accordo conservativo che mi permette di guardare indietro, toccare quello che non ho, è un sogno recidivo, eppure mi sento vivo, e ho ancora una ragione certa per stare con le mani in tasca. Ho scelto di non scegliere niente, di restare a guardare questa vita che passa e va, e ho scelto di tirarmene fuori, di lavarmi le mani, ogni decisione è fatalità, mediocre io. Preservo il mio tiro, nascondo il braccio non è nuovo, che ho solo vocazione forte di starmene sulla mia porta, sicuro che vivo, trattengo il fiato e non respiro, non tiro il sasso in ogni cosa, faccio che l'acqua non si muova, ho scelto di non scegliere niente, di restare a guardare questa vita che passa e va, e ho scelto di tirarmene fuori, di lavarmi le mani, ogni decisione è fatalità, mediocre io. Mediocrità è la nostra sola e unica bandiera, posso discernere ogni giorno da ciò che non ho voglia di affrontare e non guardare l'ignavia come nuova forma di peccato capitale, perché decido in ogni istante di non essere né più bianco né nero, né carne né pesce ma poltiglia, né bianca né nera.